Lascerei ad altri il compito di valutare se le mosse di Renzi in questi giorni, in queste settimane, sono un bluff, sono un rischio reale per il governo, cose per politicanti. Cerchiamo invece noi di concentrarci sulle cose importanti e le cose importanti sono i problemi, ad esempio come spendere, ha ragione Renzi, i fondi del Recovery Fund. Per esperienza personale, quando un politico per criticare un provvedimento usa l'espressione è un provvedimento senza anima, e io ci leggo invece che, come dire, non si sa un po' che cosa dire, criticare bisogna criticare, non si può dire il motivo vero per il quale si critica e quindi genericamente non si trova un'anima. Io l'anima ce la trovo in un provvedimento, per esempio, che dovrebbe riguardare molto la nostra regione. Mi riferisco al bonus edilizio del 110%, che mi pare abbia attirato le critiche di Renzi. Bene, nella nostra regione in particolare questa è una manna. E se fosse vero che tanti miliardi potrebbero essere investiti in questa misura che consente sostanzialmente di intervenire massicciamente su un patrimonio edilizio degli anni 60-70 che è in gran parte energivoro dal punto di vista del consumo e non è antisismico, e quindi ci consentirebbe un'operazione importante di rigenerazione urbana, di mettere immediatamente nel circolo, in vena, questi soldi che andrebbero direttamente a finanziare una filiera molto importante per la nostra regione, perché la casa significa studi professionistici, significa imprese edili, significa arredamento, significa sostanzialmente dare una mano forte alla nostra economia. Allora, caro Matteo Renzi, vai a trovare Verdini, fai le polemiche che ritieni, ma come dire, occhio ai problemi, perché sui problemi, come dire, ci siamo un po' tutti e li guardiamo con attenzione a tutti. Se nel Recovery Fund ci sarà un adeguato finanziamento di questa misura per farla diventare strutturale e, come dire, valida per i prossimi anni, secondo me è una gran bella cosa. Saluti a tutti.